Gran bel pezzo, Al Di Meola di Embrace, gran bella sigla, quella di Onda Libera. E intanto gran bella giornata per tutti voi, amiche e amici all'ascolto. E intanto grazie anche a Francesco in regia. Quando leggo qualcosa noi ci piombiamo sulla pagina che sto leggendo. Quando non leggo niente potete apprezzare la meraviglia degli studi radiofonici di Radio Libertà. Intanto diamo una scorsa all'agenzia ANSA, giusto appunto, per leggere insieme: terremoto in Afghanistan, ve l'ha già avrà raccontato Sammy Varin, e scossa di magnitudo 4 ai campi Flegrei, in quel di Napoli, la più forte dall'inizio della nuova sequenza sismica. Tra le ultime ore ce n'è una piuttosto brutta che viene da Milano, una giovane diciottenne trascinata in un'area verde e abusata nel milanese, mentre stava tornando a casa a prendere il treno tra sabato e domenica. Una ragazza di 18 anni è stata violentata nella notte tra sabato e domenica vicino a una stazione ferroviaria dove si stava recando a prendere un treno per tornare a casa nell'Interland di Milano. Per la precisione, in un sottopassaggio poco dopo mezzanotte, in un sottopassaggio a San Zenone al Lambro, quando la ragazza si stava recando in stazione. La ragazza ha subito chiamato aiuto, sul caso indagano i carabinieri, scrive l'agenzia ANSA senza dire niente di più. Sempre dalla prima pagina, dalla home page dell'ANSA di stamani, Israele avverte: gli attivisti della flottiglia che partono da Genova saranno trattati come terroristi, portano aiuti in Gaza. Putin ha detto che la crisi in Ucraina è scaturita da un colpo di Stato, la soluzione arriverà solo con un equilibrio di sicurezza. Questo lo vediamo tra poco, ciò che ha detto il presidente russo. E poi, sempre dal primo piano dell'ANSA di stamani, 9 scuole su 10 non hanno certificazioni di sicurezza. Secondo il dossier Tutto Scuola, il Lazio è la regione più a rischio. Ma diamo uno sguardo anche a ADN Kronos, che mette in particolare evidenza la questione dell'Ucraina e di Putin. La guerra nata da un colpo di Stato provocato dall'Occidente, dice il presidente russo al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Tianjin in Cina. La crisi in Ucraina, intanto si cerca di chiudere tutti questi orripilanti banner pubblicitari che rompono le scatole non poco anche sulle agenzie di stampa. Abbiamo capito che la De Cecco piace a Yannick Sinner, lo sapevamo. Comunque la crisi in Ucraina è scoppiata a causa del colpo di Stato istigato dall'Occidente a Kiev nel 2014. Così il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, la SCO, a Tianjin in Cina. Questa crisi, dice Putin, anzi ha detto Putin, non è nata come conseguenza dell'attacco della Russia all'Ucraina, ma come conseguenza del colpo di Stato in Ucraina sostenuto e provocato dall'Occidente, e poi dai tentativi di usare le forze armate per reprimere la resistenza di quelle regioni dell'Ucraina e di quelle persone in Ucraina che non hanno accettato questo colpo di Stato e non lo hanno sostenuto. I continui tentativi dell'Occidente di coinvolgere l'Ucraina nella NATO sono un'altra delle principali cause del conflitto ucraino, ha detto Putin, richiamando l'attenzione sul fatto che, a seguito del colpo di Stato del 2014, la leadership politica del paese, che non sosteneva l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, è stata rimossa. Secondo Putin, le cause profonde della crisi devono essere eliminate affinché la soluzione ucraina sia sostenibile e duratura. Putin ha anche affermato che la Russia apprezza molto gli sforzi e le proposte della Cina, dell'India e degli altri partner strategici volti a facilitare la risoluzione della crisi ucraina. Putin ha inoltre espresso la speranza che l'intesa raggiunta al vertice russo-americano in Alaska di recente si muova anche in questa direzione, apre la strada alla pace in Ucraina, ha aggiunto il presidente russo. Così la vede sostanzialmente Putin. Non è nuova, ma insomma è tornata d'attualità perché ne ha riparlato il presidente in Cina, il presidente russo. Mentre lasciamo anche l'agenzia ADN Kronos, c'è invece una notiziola divertente in prima pagina. Mi fanno segno dalla regia di qualcosa. C'è una telefonata, ma noi apriamo sempre su, non l'ho detto, però insomma è implicito, le linee sono aperte, chi vuole intervenire può farlo, la trasmissione la fate voi. 02 92 94 7222. Non c'è un tema, il tema è libero, come è libero il pensiero, come è libera la radio, libertà, come è libera la mente. Non c'è un tema, c'è libertà totale, che non degenera però in anarchia, perché ciascuno di noi sa cosa vuol dire, sa cos'è la libertà e la differenza con l'anarchia. Comunque, per farla corta, se c'è una telefonata la passiamo, chi vuole intervenire può farlo quando e come vuole. 02 92 94 7222.
via WhatsApp 340 6709 659. Poi nella nuova stagione nascerà anche una roba vecchissima, la vostra canzone preferita, il disco a richiesta. E vai Francesco che stai godendo come non mai per questa iniziativa storica di Radio Libertà che ci riporta al 1974, quando nascevano le prime radio libere di quartiere. Libertà, libertà, libertà. 02 92 94 7222, perché la trasmissione la fate voi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, Pronto? buongiorno, prego signora. Buongiorno, senta. Radio Libertà è tutta per lei, prego. Grazie. E tanto l'aspetto perché l'altro giorno, venerdì penso, che ho telefonato da loro a una certa signora o signorina che si chiama Sveva. Sì. Io dovrei parlare con questa. Con questa signorina che adesso non c'è, per cui io la faccio parlare con il signorino Francesco, il quale prenderà nota, mi faccia dire. Vicino a Bolzano, sono 3-4 giorni che non ricevo più Radio Signora, Libertà. lei adesso parla col signorino Francesco. Manco, scusi signora, mi sente? Mi tiene compagnia, sente? perché vi Ella voglio mi bene sente? a tutti quelli che vi Grazie chiamano, signora. quelli che parlano. Queste parole ci scaldano il cuore, E grazie perciò signora. Io voglio sentirvi. Adesso stamattina ero d'accordo con questa signora Sveva Sì. che mi avrebbe dato una risposta, perché il mio radio dice che non ha contatto. Guardi, facciamo una bella cosa. Adesso Francesco stia lì in attesa, rimane lì un attimo. Sì. Chiama Sammy Varin. Senta, No, signora, aspetti, mi faccia breve. parlare, capisco il suo orgasmo, però mi faccia parlare. Che radio devo prendere, perché se signora, metto su Radio Libertà signora, io voglio signora, trovare la stazione. Signora, mi sente? Sì, come no? Allora, siccome adesso siamo in diretta e non è il caso, lei rimanga lì, non appenda. Io rimango qui finché parlate voi. Aspetti, ma mi faccia finire il discorso. Non è un discorso, sono due frasi. Adesso arriva Sammy Varin che le spiega tutto, come risintonizzare tutta la baracca della radio, capisce? Adesso stia lì, adesso non appenda. Il signorino Francesco, che la signorina Sveva non c'è, le fa parlare col signor Sammy Varin. E il signor Sammy Varin le spiega tutta la rava e tutta la fava. Però adesso grazie signora, lei ci allarga il cuore in maniera smisurata. Grazie ancora. Guarda che ve lo dice una che mi dispiace non essere più giovane, perché potevo darmi un'altra mano. Ma basta il pensiero. Le mani sono solo due, sono preziose. E ci sto benissimo. Bene, ottimo. Le mie idee, che sono le vostre. Ottimo. Dalla A alla Z. Dalla A alla Z, grazie signora. Si rimanga lì, però adesso tiriamo giù l'audio, perché sennò de mignaz fino a mezdì, come diceva il vecchio saggio lombardo, andiamo avanti fino a mezzogiorno e non mi pare il caso. È simpatica la signora, è bello tutto quanto, ha messo giù. Quindi il signorino Francesco può fare poco e niente, gliel'ho detto in tutte le lingue, forse troppo poco in lingua bolzanina, in tedesco dovevo dirglielo come Zinner, rimanga in attesa signora, perché sennò il signor Sammy Varin non può spiegarle niente. Mi spiace, adesso non richiami perché non va più in onda la storia, l'abbiamo già goduta tutta. Intanto, dunque, rimane aperta la canala comunicativa radiofonica, telefonica di Radio Padania Libertà 02 92 94. Ma perché dico Padania? Perché l'ha detta Calderoli, è venuto fuori un casino, cos'è successo? Non ho mica capito. Allora 02 92 94 7222 per chiunque voglia inserire la sua preziosa opinione in questa preziosissima radio, in questo prezioso spazio di libertà praticata, vissuta, percorsa. La nostalgia di Calderoli per la Padania. A proposito, abbiamo iniziato il post Ferragosto con Albano, nostalgia canaglia, e ti salta fuori anche il ministro Calderoli con un po' di nostalgia. Secondo lui non è nostalgia, perché lui ha fatto un altro ragionamento. Secondo quelli che lo vogliono criticare è nostalgia di Calderoli per la Padania. Voi ce lo vedete adesso che il pericolo pubblico numero 1 diventa Calderoli con la sua Padania. La nostalgia, scrive appunto l'agenzia Agi parodiando Albano e Romina, di Calderoli per la Padania. Le opposizioni insorgono niente meno. Attenzione ai verbi, perché i verbi sono importanti. Insorgere significa fare opposizione anche violentina, magari a volte anche con le armi. L'insurrezione si fa
con una certa violenza verbale sicuramente, con una certa violenza politica certamente, con una certa violenza anche fisica non di rado, quindi le opposizioni insorgono, adesso vanno a menare il Calderoli, le parole del ministro per gli affari regionali, promotore dell'autonomia. Cosa l'avrà detto il Calderoli? Ha detto questo: a pochi giorni dalla ripresa dei lavori del Parlamento si torna a parlare di riforme e di autonomia. A riaprire il tema, questo ce lo racconta l'agenzia AGI che voi state vedendo, con l'effigie del ministro Calderoli inclusa. A riaprire il tema è uno degli esponenti di spicco della Lega, il ministro per gli affari regionali, appunto Roberto Calderoli, che è intervenuto alla tradizionale festa del Carroccio sul Monviso, laddove il grande padre Po prende origine, come tutti sanno. La Padania è stato un bel sogno, un obiettivo che ha lasciato in dote la grande riforma dell'autonomia che stiamo portando a casa adesso, ha detto Calderoli. Allora, se l'italiano è una lingua, pare che lo sia, cosa ha detto Calderoli? La Padania è stato, tempo passato, non è remoto, però insomma è stato, finito lì. Azione che si è conclusa lì. La Padania è stato un bel sogno, neanche una realtà, un sogno, cioè una roba che mai ha toccato i confini della realtà. La Padania è stato, cioè è finita l'azione della Padania, un bel sogno, una roba irreale, e un obiettivo, cioè una cosa da raggiungere, una chimera per qualcuno, un desiderio forte per altri, un progetto politico, sicuramente un obiettivo. L'obiettivo, mettiamolo da parte, come direbbe Totò, e ha lasciato in dote la grande riforma dell'autonomia. Quindi la Padania è stato un bel sogno e un obiettivo. Chiaramente l'obiettivo non è stato raggiunto perché è stato un sogno ed è finita là. Che ha lasciato in dote la grande riforma dell'autonomia che stiamo portando a casa adesso. Ora, che cosa ci sia di scandaloso in queste parole o di nostalgico, non lo so, perché la nostalgia non mi pare, visto che Calderoli ha detto non è la Padania è un bel sogno, è stato un bel sogno, quindi ciao, bye bye. Però questo bel sogno ha lasciato qualcosa per cui stiamo lavorando oggi. In dote la grande riforma dell'autonomia. Poi uno potrà dire mi piace, non mi piace, eccetera, eccetera, però quello è. Quindi quella roba là che è un sogno e che è finita ha lasciato questa roba qua che stiamo ancora portando a casa, ha detto Calderoli in un vertice, annunciando un vertice con la premier Giorgia Meloni e i due vicepresidenti del Consiglio. Matteo Salvini e Antonio Tajani per i prossimi giorni. Sul tavolo le intese che daranno concreta attuazione alla riforma dell'autonomia differenziata, cavallo di battaglia della Lega. Allora, Calderoli l'ha detta corta, fatta breve, è bergamasco, è sintetico, l'ha detta così, non mi sembra. Però l'opposizione insorge, alza gli scudi, come si dice, l'alzata di scudi dell'opposizione è partita da Italia Viva, scrive il vicepresidente Enrico Borghi. Italia Viva è un partito, come voi sapete, è importante. La stagione delle riforme, ha detto Borghi, è della destra, è a capolinea, senza riuscire a produrre nulla. E lo stesso Calderoli suona come un disco rotto, perché dovrà spiegare al vannaccismo, che ormai impera nel Carroccio, tutti sull'attenti, come sia possibile tornare al 1996, bei tempi. Un'operazione nostalgia della cui impossibilità i primi a essere persuasi, spiega il signor senatore, vicepresidente Borghi di Italia Viva, attenzione, un'operazione nostalgia della cui impossibilità i primi a essere persuasi sono quelli che la proclamano. Aspettiamo in ogni caso le parole di Giorgia Meloni. Cos'è che dovrebbe dire Giorgia Meloni su questo tema, su questa frase limpida di Calderoli? Quelle sull'attacco a Macron non ci sono state, vedremo se arriveranno in difesa del tricolore, ma lo dicono veramente. Arriva poi Davide Faraone, sempre di Italia Viva, è un partito importante Italia Viva, si fa vivo Italia Viva, vicepresidente anche lui, ce ne sono almeno due, Borghi e appunto il suddetto Faraone, c'è un bel cognome importante tra l'altro, si appella alla Premier il Faraone. Domanda alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ne pensa delle parole del suo ministro? Lei che si presenta come custode dell'unità nazionale, che si riempie la bocca di tricolore, patria e sovranità, può far finta di nulla quando un suo ministro rimpiange di non avere spaccato l'Italia? L'esponente di Italia Viva ci tiene a chiarire che non un militante nostalgico, non un vecchio reduce simpatizzante delle camicie verdi, ma un ministro in carica del governo Meloni ha celebrato con orgoglio il 1996. Dov'è che va il signorino Francesco? Dove va il signorino Francesco? Che qua dobbiamo fare la Padania, l'Italia. L'Italia, abbiamo fatto gli italiani, bisogna fare l'Italia, giusto? Grosso modo. Allora, si domanda uno dei vicepresidenti di Italia Viva. Non è stato un vecchio reduce, simpatizzante delle camicie verdi, ma un ministro in carica del governo Meloni a celebrare con orgoglio il 96, cioè la Padania indipendente.
il Parlamento parallelo, i passaporti fasulli, c'è ancora la moneta, anche la carta moneta con sulla faccia del Bossi, le patenti inventate, la dichiarazione consegnata a Ciampi e oggi davanti a tutti confessa: peccato non aver finito il lavoro. Attenzione, quello che ha detto Calderoli è letto così. E ancora in un post sui social, perché Calderoli non è un qualsiasi nostalgico, è il ministro chiamato a gestire la partita dell'autonomia differenziata e oggi ci dice chiaro e tondo che il suo sogno mai abbandonato era la secessione. Non l'Italia più unita, ma l'Italia divisa. Aspettiamo che la Presidente del Consiglio condanni queste parole, dice il faraone di Italia Viva, e chieda le dimissioni di Calderoli. Il suo silenzio sarebbe peggio delle parole di Calderoli, sarebbe complicità. Cosa ne pensate voi e cosa pensate della Padania, del sogno che fu e della frase di Calderoli che io ho interpretato, mi sono permesso di fare l'esegesi, niente meno della frase di Calderoli. La Padania è stato un bel sogno e un obiettivo, punto. Il quale obiettivo, che il GEPU, che non esiste più, ha lasciato in dote la grande riforma dell'autonomia, che è quella che esiste adesso e stiamo portando a casa. Mi stimola il vostro pensiero, la vostra opinione su questa questione, sulla Padania. 02 92 94 7222 per chi volesse intervenire. Se non vuole intervenire nessuno, deduciamo che non gliene frega niente a nessuno di questi argomenti, come anche giusto che sia, mentre per WhatsApp 340 6709 659. E adesso cosa facciamo? Adesso chiudiamo questa pagina di Calderoli, vediamo se l'agenzia ANSA ci dà altri spunti, ma nel frattempo a mente permettiamo al signorino Francesco in regia di uscire da qui, perché ogni tanto bisogna pur uscire da qui per qualche motivo, che sia nobile o meno nobile o semplicemente pragmatico, qualcosa da fare di importante c'è anche fuori da questo piccolo studio. Quindi c'è il tizio francese che dice che l'Italia fa una politica di dumping fiscale. Palazzo Chigi gli risponde: le parole sono infondate. Siccome questa qui non l'ho ancora letta, vorrei capire di che cosa si tratta. Sempre dall'agenzia AGI: l'Italia sta facendo una politica di dumping, cioè di concorrenza fiscale sleale sostanzialmente, dal punto di vista appunto delle tasse del fisco. Lo ha affermato il premier francese François Bayrou nella sua intervista a 4 reti TV francesi per il voto di fiducia dell'8 settembre, che ha detto anche il premier francese che ormai c'è una specie di nomadismo fiscale. Ognuno si trasferisce dove è più conveniente, dopodiché la questione del debito, insomma, ma dove sarebbe? Non si capisce bene, però in che cosa farebbe l'Italia dumping fiscale per attrarre robi e imprese e persone dalla Francia. Vabbè, comunque, poco importa, il concetto è quello lì, l'Italia ci sta fottendo, dice la Francia. Comunque, al di là di questo, allora, naturalmente rimangono aperte le linee, il sondaggione sulla Padania, sulle parole di Calderoli viene lanciato in pompa magna, c'è tanto altro di cui occuparsi, ma c'è anche tanta bella musica da ascoltare in questo scampolo di meravigliosa, stupenda estate che non vuole mai finire, fa freddo della Madonna, comunque il riscaldamento è talmente globale che fa freddo. Comunque, per oggi, siccome è passato il fine settimana, il 30 di agosto, cioè l'altro ieri, del 1969, vogliamo celebrarlo, si apriva il New Orleans Pop Festival. Che ore sono adesso? 10:52. 3 giorni, New Orleans Pop Festival, 25.000 persone tra il pubblico, parteciparono da Janis Joplin a Santana, i Grateful Dead, tanti altri, fra i quali Dr. John, nato Malcolm John Rebennack Jr. Chi è costui? È stato anzi un cantante, compositore, pianista, chitarrista americano, uno che ha mixato, shakerato rhythm and blues, rock e blues di New Orleans, una delle grandi patrie della musica statunitense. Con una carriera lunga oltre 6 decenni, Dr. John è diventato una figura iconica nel mondo della musica, personalità esuberante, performance accattivanti e impegno per preservare il patrimonio musicale della città natale, New Orleans. Dal suo album del 1972, Dr. John's Gumbo, ascoltiamo Big Chief. Qualcuno dirà cosa vuol dire gambo. Il gambo è una pietanza, una roba da mangiare dell'area degli Stati Uniti affacciata sul Golfo del Messico, in particolare della Louisiana, ergo di New Orleans. È uno stufato molto saporito. Potete cercare la ricetta su internet e prepararvelo per mezzogiorno. Forse no, per mezzogiorno di domani, perché va cuociuto assai. Comunque il gambo è questo stufato molto saporito. Il riso viene preparato al momento e mescolato con ingredienti vari, specie di paeglione di New Orleans, frutti di mare, granchi, gamberi del Golfo del Messico,
pollame, pollo, anatra, ma anche fagiano, verdure come peperoni, cipolle, sedano, altre carni, salsicce fresche, altri insaccati, il tutto tipico della cosiddetta cucina cajun, ovvero di un tipo di cucina tipico degli immigrati francesi della regione dell'Acadia, in Canada, che furono forzatamente spostati dagli inglesi in Acadiana, regione coloniale situata nell'odierna Louisiana e in parte nel Texas orientale, da cui si capisce il perché i francesi avessero un qualche piede in quel di New Orleans e in quel della Louisiana. E detto questo, e gustando e pregustando un bel piatto di gumbo, dall'album Dr. John's Gumbo del 72 ci ascoltiamo il brano Big Chief di Dr. John. Allora, vi è piaciuto il gumbo di Dr. John? Benissimo, andiamo a vedere anche l'apertura di quel noto sito di servizi, ovviamente informativi, che è Dagospia di Roberto D'Agostino. Garlasco, il gioco delle prove, il titolo d'apertura, che ha a che fare con una vicenda che quest'estate, a dire che ha tenuto banco, è fin troppo poco. Un articolo di Alessandro Dramato per open.online. Il succo è questo: l'inchiesta su Garlasco, scrive il noto sito di servizi informativi, sta diventando una telenovela senza fine. Sarebbe stato rilevato nuovo DNA sul pollice della mano destra di Chiara Poggi, la stessa sul cui mignolo ci sarebbero tracce biologiche di Andrea Sempio e altre 3, presumibilmente femminili, isolate in 3 punti della scena del crimine. La traccia era stata considerata non utile nella relazione del RIS,
nel 2007. L'avvocato di Sempio, il notissimo Lovati, osserva: l'indagine non poteva essere riaperta senza l'ipotesi di più persone sulla scena del crimine, quindi per forza è così. La procura ipotizza un concorso tra persone, quindi adesso cerca di scoprire chi sono i complici. Così la vede l'avvocato Lovati. Adesso prego la regia di togliere la condivisione delle immagini, perché andiamo a dare un'occhiata ai vostri WhatsApp, se ne sono arrivati. 02 92 94 7222 per dire la vostra sulla Padania e tutto il resto, e invece per i WhatsApp 340 6709 659. Allora vediamo un po', a partire dalle ore 10:45. Le opposizioni, se le opposizioni non insorgono, non le fila, diciamo così, più nessuno, scrive un'ascoltatrice. Buongiorno Sammy, ma questa evidentemente Luca da Brescia era in ritardo. Dopodiché Cainarca in Rai mandano lettere per chiarimenti, come letto, in radio non dite nulla, bla bla bla. Mauri, te l'ho già detta com'è andata la storia della persona di cui tu chiedi. Una chiamata, la passiamo subito. Mario, è la dimostrazione pratica che non sanno nemmeno leggere, hanno un disco solo: venga a riferire in Parlamento, chiedere le dimissioni del ministro, Calderoli, Salvini, Crosetto, Nordio eccetera, hanno altro per la testa che quello per cui sono stati votati. E ancora, conservo con cura e affetto tutto ciò che ha fatto la storia del nostro sogno, scrive Monica, che ho la speranza che un bel dì il sogno diventi realtà. Lire padane, passaporto, magliette, felpe e altro, auguro buona giornata. Padania libera sempre, scrive Monica. E per finire, faraoni e faraone sono buone solo al rosto. Direi anche libere e scorrazzanti, per essere precisi, forse è meglio ancora anche per loro. Comunque 02 92 94 72 2-2, però la faraona l'è buona arrosto. Comunque, al di là di questo, allora, ho letto i messaggi, la telefonata è caduta, le linee rimangono aperte, ma io direi che adesso andiamo a dare un'occhiata a qualcosa di interessante, che potrebbe essere interessante, dalla rassegna stampa di oggi. Dov'è che la trovo? Un attimo soltanto, chiedo alla regia di avere un pochino di pazienza, perché devo andare a recuperare tutti i miei bei link che mi ero preparato per la giornata di oggi. Eccoli qua. Allora, c'è da segnalare un articolo interessante quest'oggi su ilsussidiario.net. In un attimo adesso andiamo a dargli un'occhiata, eccolo qui. L'articolo interessante, insomma, per chi si occupa di politica può essere interessante, è un articolo di Anselmo Del Duca sullo scenario del governo e sul futuro del governo. Caso Chiocci, Marche, armi, i veri problemi di Meloni e quelli finti. Il caso di Chiocci, che non so neanche cosa sia, direttore credo del TG1, ma quale caso ci sia non lo so. Comunque il caso Chiocci è una cortina fumogena. Quel che teme Meloni è di perdere le Marche e di vedere la legge di bilancio asciugata dal riarmo dell'Unione Europea. Armi di distrazione di massa. Così uno scafato dirigente RAI, profondo conoscitore della RAI e dintorni, ha risposto sulla domanda di cosa ci sia di vero nel caso Chiocci, cioè nell'ipotesi che infiamma il mondo RAI che l'attuale direttore del TG1 passi direttamente a guidare la comunicazione di Palazzo Chigi senza alcuna tappa intermedia. Pensate, io mi ero immaginato chissà che cosa, il caso Chiocci è quella roba qua. Comunque la novità starebbe nel trasloco diretto, perché di ex RAI passati alla presidenza del Consiglio ce ne sono stati tanti, per esempio tal Rodolfo Brancoli. Erano passati 8 anni fra la brevissima direzione e la chiamata di Romano Prodi. Si badi bene, la notizia non è falsa, segnala un problema di rapporti fra Giorgia Meloni e la stampa, reso noto dal clamoroso fuori onda alla Casa Bianca, quando Meloni disse: io non voglio mai parlare con la stampa italiana, a differenza di quel che fa Trump con i giornalisti americani. Un episodio, scrive sul sussidiario.net Anselmo Del Duca, a cui bisogna sommare quantomeno le straordinarie misure di sicurezza organizzate per la Premier al meeting di Rimini, apparse agli addetti ai lavori, tese soprattutto a difenderla dalle domande dei cronisti. È vero che un rapporto meno conflittuale può passare tramite un portavoce più autorevole, ma c'è un'altra chiave di lettura. A molti il polverone intorno a Chiocci è parso funzionale per togliere l'attenzione dall'inatteso sorpasso del TG5 sul TG1, senza che a Mediaset si sia fatto nulla di speciale per premere sull'acceleratore. Insomma, Chiocci sarebbe alle prese con un bilancio negativo del TG1 e quindi arma di distrazione, e se ne va a Palazzo Chigi.
Meglio, trasloca a Palazzo Chigi perché al TG1 non fa troppi ascolti, qualcuno la vede così. Ma capite che è un problema di straordinaria importanza, no? Per questo ce ne occupiamo. Un dato è però certo, qualunque sarà il finale del caso Chiocci, i problemi che attendono Giorgia Meloni nelle prossime settimane sono ben altri, osserva l'analista politico del sussidiario.net. Anselmo Del Duca. Il vento non sembra gonfiare più le vele della maggioranza come qualche tempo fa. Il timore nella coalizione è che questo divenga evidente con le elezioni regionali in autunno. Al netto delle baruffe per la candidatura alla guida del Veneto, c'è una sola regione che potrebbe cambiare colore politico, le Marche. Visto che il governatore uscente è un giovane esponente di Fratelli d'Italia a lei molto vicino, Giorgia Meloni sembra intenzionata a far di tutto pur di sostenerlo. Finora il centrodestra ha perso 2 regioni, Sardegna e Umbria, ma gli uscenti erano Lega. Se Francesco Acquaroli, il presidente Marche, dovesse fallire la riconferma, a uscirne malconcia sarebbe direttamente la narrazione meloniana. Visto che poi la battaglia marchigiana sarà la prima, 28 e 29 settembre, una battuta d'arresto ad Ancona sarebbe il peggior viatico possibile per la battaglia d'autunno, cioè per la finanziaria, la legge di bilancio. Lo stato di salute dei nostri conti pubblici, scrive ancora Anselmo Del Duca su ilsussidiario.net, è discreto, ma si intravede un percorso impervio per almeno 2 ragioni. L'imperativo è trovare risorse per aumentare le spese della difesa, visto che non bastano più gli artifici di bilancio usati fin qui, comprendere le spese delle pensioni, quelle per le forze di polizia non militari, eccetera. Trump e la NATO reclamano sostanza, la guerra russa in Ucraina impone di dare un segnale. D'altra parte, dal Ministero dell'Economia si osservano con preoccupazione famelici appetiti da parte dei partners di governo. La consapevolezza che si tratta della penultima legge di bilancio prima del voto politico, che presumibilmente sarà anticipato di qualche mese alla tarda primavera del 2027, rischia di scatenare, fin da questo autunno, un autentico assalto alla diligenza, di aprire di fatto la campagna elettorale. Da una parte il taglio delle tasse al ceto medio reclamato da Tajani, dall'altra la rottamazione delle cartelle perorata da Salvini. Dove trovare soldi freschi? Il ministro Giorgetti lo ha lasciato intendere. Prima ipotesi, dare qualche pizzicotto alle banche, ma questo ha provocato il no di Forza Italia a difesa delle banche. Se però il ministro dell'economia si è esposto, difficile immaginare che l'abbia fatto senza il placet di Palazzo Chigi. Da qui a Natale saranno 4 mesi di passione. Pochi fondi a disposizione, quasi tutti da destinare alla difesa, alle armi. Già confermare gli impegni di spesa nelle altre materie senza tagli sarà un successo. Insomma, la navigazione autunnale del governo non sarà una passeggiata. Con questo sospendiamo ancora un attimo la condivisione dello schermo, andiamo a vedere altre cose, ma tutto sommato quel che scrive circa lo scenario di governo a breve raggio Anselmo Del Duca sul sussidiario.net non è diverso da quello che ci ha raccontato il professor Pezzani venerdì. Intanto, una notizia curiosa invece la vediamo, eccola qui, dal Secolo d'Italia. Torniamo in condivisione, perché sto leggendo una notizia, avendo spiegato prima che quando si legge una notizia si manda il testo che si sta leggendo. Questa è come una regolina base. Il professor Tridico, che è candidato dei 5 Stelle e del PD in Regione Calabria, con 2 B rigorosamente, è stato bocciato in italiano, ma ha fatto il primo miracolo. Questo lo racconta il Secolo d'Italia. L'appello elettorale è stato firmato anche da un morto, sebbene la campagna elettorale entri nel vivo, scrive il Secolo d'Italia. Nell'elenco della campagna elettorale che entra nel vivo ci scappa il morto per Tridico. Dal Campolargo al Camposanto è un attimo, gioca con eleganza il Secolo d'Italia. Spunta anche un docente defunto nell'appello per la candidatura di Pasquale Tridico in Calabria. L'appoggio di un gruppo di accademici e intellettuali annovera nell'elenco anche la firma di Federico Butera, illustre sociologo morto però a febbraio scorso a Milano. Secondo alcune testate locali si tratterebbe di lui, ma non si può escludere sia un altro professore, ingegnere palermitano, esperto di ambientalismo, quasi omonimo, che risponde al nome di Federico Maria Butera. In rete, le ironie si sprecano. Al di là del giallo dell'elenco del defunto, tra i firmatari dell'appello ci sono vecchi protagonisti del mondo accademico rosso, tra gli altri lo scrittore Franco Arminio, i docenti Marco Revelli, Salvatore Settis. I putiniani d'Italia, a cominciare dall'ex ambasciatrice Elena Basile, e Donatella Di Cesare, candidata in lista a Reggio Calabria con il campo largo. Ma questo è il più clamoroso tra gli inciampi che stanno costellando la corsa dell'europarlamentare grillino.
Subito dopo la sua presentazione, sulle pagine social della campagna elettorale, scrive il quotidiano Libero e riprende oggi Il Secolo d'Italia, sono comparsi slogan e manifesti. Uno in particolare ci ha colpito, quello che contiene 2 errori grammaticali in un solo slogan. Un record. Il manifesto recita: la destra ha paura perché sanno che vinceremo noi. L'errore più evidente è quello che riguarda la concordanza tra il soggetto, la destra, e il verbo hanno al plurale. La forma corretta sarebbe: la destra ha paura perché sa che vinceremo noi. E a leggere con attenzione il manifesto ci si accorge di un secondo errore. L'accento sulla parola perché è grave e non acuto, come vuole la forma corretta. Il professor Tridico, bocciato in italiano, scrive Il Secolo d'Italia. Perdonerete l'eccessivo peso intellettuale di questa questione, ma adesso urge fare una seconda pausa musicale. Proprio ieri, 31 agosto del 1834, nasceva Amilcare Ponchielli, compositore, naturalmente lo sapete, nasceva a Paderno Fasolaro, all'epoca Regno Lombardo-Veneto, impero austriaco, in provincia di Cremona. Nel 1872 compone una nuova versione di un'opera che aveva già tentato di fare musicalmente parlando, cioè di adattare I Promessi Sposi. La nuova versione ha un grandissimo successo. Il libretto viene drasticamente riveduto rispetto alla prima da Emilio Praga e I Promessi Sposi di Amilcare Ponchielli hanno un esito felicissimo al Teatro Dal Verme di Milano. Ne nasce un fruttuoso rapporto con l'editore Ricordi. Da lì in avanti la carriera di Ponchielli vola. Noi ascoltiamo celeberrimo brano, il breve balletto tratto dall'opera Gioconda del 1876, La danza delle ore, qui interpretata dalla Philadelphia Orchestra.
Ora sfumiamo anche Amilcare Ponchielli, bravo, bravissimo, meraviglioso questo pezzo, La danza delle ore, che tutti conoscono, tutti ricordano. Ci sono alcuni messaggi dei quali do conto, poi vediamo un po' anche altri articoli interessanti di oggi, visto che della Padania non me ne frega niente, giustamente, perché la pensate come Calderoli. È stato un sogno, un obiettivo, ha generato questo, adesso lo stiamo raggiungendo questo, che è l'autonomia e compagnia bella. C'è poco da menare il cane per l'aia, direi giustamente. C'è un messaggio, un audiomessaggio, adesso vediamo di ascoltarlo. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Giovanni da Bergamo, pregevoli le parole di Calderoli perché sono estremamente chiare. Padania è stato un bel sogno che si è chiuso, non è mai iniziato, come dicevi giustamente tu. Bene, ora andiamo a spiegarlo ai signori del campanile di Venezia, a tutti quelli che si sono fatti qualche giorno, qualche mese di prigione per questo ideale. Andiamo a spiegarlo a loro. Poi, bene, allora la Padania non esiste più, ma di questo ce ne eravamo accorti da tempo. Ok, qual è l'obiettivo di questo movimento, di questo partito? Mi piacerebbe saperlo magari anche da Calderoli o da qualcuno della Lega. Mi viene un pensiero un po' maldestro, malvagio, definiscilo tu come meglio credi. Allora, questo ideale, se non ha portato a niente, se non altro è servito a qualcuno per avere la cadrega sotto il cubo, sotto le natiche per almeno 30 anni. Ok, grazie, buona giornata Giovanni da Bergamo. Io trovo intanto fammi dire, Giovanni, che se uno crede in una cosa, che sia tu o che siano i Serenissimi, la fa. E anche dopo 20-30 anni non è che dice ho sbagliato, mi hanno preso per il culo. Non mi ha preso per il culo nessuno perché ci credevo io, l'ho fatta io, a modo mio, o comunque diciamo non devo accusare altri, né Calderoli né Bossi né chiunque che sia. Cioè se io ci credevo e ho fatto una cosa, l'ho fatta appunto perché ci credevo io e mi assumo la mia responsabilità. Secondo, Calderoli non ha detto una fesseria nostalgica, perché altrimenti si cade nella trappola, come mi pare ci sia caduto tu, di quelli che accusano il nostalgico e quello che voleva dividere l'Italia e il secessionista. Calderoli, ma saprà meglio dirla lui la sua, l'ha detta chiara, ha detto è stata una cosa che ne ha generata un'altra. Quell'altra ce l'abbiamo sotto i piedi adesso, ce l'abbiamo ancora da realizzare adesso, che è l'autonomia regionale, tutto quello che volete. Poi che sia complicato, che sia un percorso lungo, lasciamo stare, l'abbiamo analizzata 1000 volte, però da quel sogno è nata questa cosa qua. Non mi pare una cosa così stramba o che sia una cosa per cui risentirsi, no? Io la vedo così. Dopodiché, naturalmente, Giovanni la vede così. La presidente della regione Sardegna non doveva dimettersi, Maurizio. Va bene. Poi, buongiorno. Guarda caso, questa sera riprendono i programmi che trattano il caso Garlasco e escono indiscrezioni sulle indagini. Quando si dice processo mediatico, ultra mediatico, secondo me, ma anche ultra osceno. Buon lunedì, scrive Antonio e ci manda una foto bellissima, stupenda, di un mare meraviglioso che non so quale sia, ma è bellissimo. Luciana da Muggiò, scusa se divago, ma c'è qualche novità sul doloroso caso Erba? No, per il momento no. Aggiungo, ho visto rinominato il dottor Kuno Tarfusser, che dopo aver analizzato la questione ha affermato che l'azione del governo nel rimandare in Libia al-Masri nei tempi e modi è stata assolutamente corretta e inappuntabile, ma naturalmente tutti zitti. E ancora, guarda che Pian del Re c'è la sorgente del Po, non la foce, perché il Po è il delta. Io mica ho detto che nasce il Po, ho detto no. La sorgente dove nasce? Uè, te me vorrebbe ciappa in castagna, ma mi sa di no, eh. Io ho detto che lì al Monviso, eccetera, nasce il Po, non che arriva, che giunge, che sbocca, anche perché fino a conoscere che il Po ha un delta e non una foce c'ero arrivato anch'io. Comunque, non dici nulla dello scandalo phica.com, che in realtà era .eu, mi sembra, no? fica.eu. In TV nessuno lo pronuncia corretto. Si accorgono nel 2025, era attivo dal 2002, scrive il nostro ascoltatore Roberto. Carmen, quando sento gente che parla così come Giovanni mi arrabbio veramente. Mi domando, ma noi la base cosa ha fatto veramente, oltre che lamentarsi? Vi sono ben 2 telefonate, ma poi vorrei citarvi anche qualche articoletto, così, giusto perché mi piace anche a me condividere con voi, carissime amiche e carissimi amici, qualcosa che io ritengo utile. Se voi lo ritenete utile, se voi invece preferite che facciamo una bella chiacchierata tutti insieme, la facciamo allo 02 92 94 7222
o puramente via WhatsApp al 340 6709 659, anche audiomessaggi. Peraltro ci sono 2 telefonate, mi dicono dalla regia. Il signorino Francesco mi dice dalla regia, lo dico con rispetto, sia ben chiaro. Comunque, 2 telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Cainarca? Buongiorno. Sono io che parlo? Sì, è lei è in diretta in questo momento, prego. Grazie infinite. Cainarca, il grande Cainarca, il nostro Cainarca. Addirittura. Sì, sei nel cuore delle persone. Sì. Io vorrei che tu fossi eterno, perché il tuo modo di fare, il tuo modo di dire, il tuo modo di comunicare lo hai solo tu, e quindi di questo ti ringrazio tantissimo. Beh, grazie a te. Ecco, niente, parlando di Calderoli, sono contenta. La gente non ha capito, e i mezzi di comunicazione non ne hanno fatto assolutamente notizie da poter far capire, ma ben venga questa autonomia regionale solo per determinati motivi. Ben venga, perché così almeno anche le regioni che fino adesso si sono adagiate e sono state mantenute, magari riescono a capire l'importanza di essere, chi ha il potere in quelle regioni, di essere così bravo da poter portare avanti la propria regione anche con orgoglio. Certo. E quindi ben venga, bravo Calderoli, non mollare mai, anche se i mezzi di comunicazione non ti danno tanta, ma tu in qualche modo fai sentire la tua voce, che ne hai ancora tanta. Grazie. Va bene. Grazie per questo intervento. Un abbraccio grosso a te. Ricambio con grande affetto. C'è un'altra telefonata, credo, allo 02 92 94 7222. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giovanni da Roma. Prego. Ma si possono toccare vari argomenti o solo quello su Calderoli? No, lei può dire assolutamente tutto quello che le passa per benissimo. la testa. Allora, per quanto riguarda comunque Calderoli, sono d'accordo sull'autonomia e spero che vada in porto. E la domanda principale che volevo fare era questa: per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, non ho ben capito come funziona il discorso che stanno portando in politica sia Tridico in Calabria che Gianni. E non so chi altro. Gianni in Toscana. Ecco, il discorso è questo. La Meloni ha sempre affermato, e così è, che praticamente il reddito di cittadinanza lei non l'ha abolito, ma lo destina giustamente a chi ne ha effettivo bisogno. Ora questi 2 personaggi della sinistra stanno facendo una campagna elettorale dove stanno dicendo che loro invece punteranno tutto sul reddito, come se il reddito fosse stato cancellato. Allora io mi domandavo, ma la loro richiesta di reddito per i cittadini è per quelli truffaldini? Perché a questo punto non mi spiego il conflitto, cioè loro fanno una richiesta come se il reddito non ci fosse più, mentre invece il reddito è destinato alle persone che ne hanno veramente bisogno. Quindi a quale platea si stanno rivolgendo? E seconda cosa, e finisco. Guarda che hai posto la domanda in maniera tale che ci sei già dato la risposta, vero? Sì, no, il discorso è questo, però. Sì, è chiaro, no? Ma a questo punto, a livello di competenze, ha più potere il governo, che deve dire noi il reddito già lo stiamo dando, o la regione autonomamente può dire questo è un altro bel quesito, è un altro bel quesito calderoliano, diciamo così. Però se quelli dicono io ti alzo l'IRPEF regionale, poi faccio quello che voglio io, no? Quindi i soldi li trovano volendo. Comunque vedremo, perché ancora non hanno detto come lo coprono. Comunque grazie per il quesito, grazie per la domanda e per la questione. Buona prosecuzione. Un'altra telefonata, poi qualche messaggio. Pronto? Buongiorno. Chi è là? Chi è in linea? Chi si muove? Chi sta transitando? Chi peripatetizza con rumori che io non riesco a decifrare, ma non parla? Lei è in onda. Pronto? Buongiorno. Glielo dica la regia. Ma... No, è uno che ha deciso di passare del tempo così. Intanto scrive Dani da Como: buongiorno Giulio, penso che Giovanni sia caduto nella trappola delle solite testate di sinistra che tentano di screditare Calderoli nella speranza che ci caschino quelli come lui. Ecco, un po' sì, secondo me, con tutto il rispetto per Giovanni naturalmente. Il signore itinerante a bordo di qualche mezzo di locomozione lo lasciamo là. Chiedo scusa a Roberto, è vero, perché lui si riferiva, ha fatto un messaggio alle 9.09, che pian del re
c'è la sorgente del Po ma non la foce, quindi non era indirizzato a me, ma io non ho guardato l'orario e l'ho preso per destinato a me. Me ne dolgo e chiedo scusa. Mary, buongiorno, io credo ancora nel sogno anche se è cambiato, per me è un ideale. Male c'è avere ideali, appunto. Roberto, la Lega è stata per gli obiettivi che si prefiggeva un sogno vero e ha portato a tutti noi un entusiasmo indescrivibile, con Bossi che era un vero condottiero. Grazie sempre, non abbandoniamo mai i nostri valori. L'unico appunto che faccio è che il movimento ha abbandonato gli imprenditori, il tessuto produttivo del Nord, scrive Roberto, che è una questione tutta da, diciamo, da verificare, però è importante che si mantenga quel tessuto lì, in effetti, e quel rapporto, anzi, con il tessuto produttivo, con la realtà produttiva. Ma adesso ci fermiamo un attimo perché presumo, sì, sono le 11:27, quindi facciamo in tempo a transitare verso il sempre mirabile Acerbis, nostro amico e straordinario amico, delle 11:30, con un altro pezzo musicale. Sentite un po' cosa vi cavo fuori dall'1 di settembre. L'1 di settembre è oggi, peraltro, no? È lunedì. Per molti significa anche il ritorno al lavoro, che non c'entra assolutamente nulla con la musica. Comunque sia ben chiaro, era una cosa buttata là a sproposito, come tante cose nella vita. Il 1 settembre del 1653 nasce nella libera città imperiale di Norimberga, attenzione tutti sull'attenti, Sacro Romano Impero, mano al cuore, Johann Pachelbel, compositore e organista, notissimo, direi noterrimo, per il canone in re, qui interpretato dalla Canon Orchestre du Chambre. E non c'è bisogno di presentazione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Prima di lasciarvi alle vacanze del mese di agosto voglio farvi un'offerta davvero straordinaria. Parliamo di GastroFree. GastroFree in questi giorni sta avendo, chiaramente si mangia qualcosa di più, si esagera un pochettino, però GastroFree si usa tutto l'anno, in modo particolare in questo periodo. Perché? Perché GastroFree è una soluzione alla bava di lumaca, uno sciroppo, non ha controindicazioni, alla bava di lumaca con tutti i principi attivi che ha la bava di lumaca e tutti gli estratti di origine vegetale presenti, quindi un prodotto naturale per coloro che soffrono di iperacidità, che soffrono di reflusso gastroesofageo. Quando mangi qualcosa ti si gonfia la pancia, quando rinunci a mangiare quella cosa che hai sempre mangiato perché non la digerisci, perché ti svegli di notte e continui a bere. Allora provate, perché ormai la cosa è risaputa, è un successo straordinario da 15 anni, GastroFree. Chiamate 030 68 40 408. La bava di lumaca con i suoi principi attivi crea un film bioattivo che blocca l'attacco dell'acidità, neutralizza l'iperacidità, il gonfiore di stomaco, il bruciore di stomaco. Quanto è brutto mangiare un qualcosa e sentirsi quel bruciore alla gola, allo stomaco. Prima di andare a mangiare qualcosa di importante, fate tre vasettini, 3,59 euro. Cioè, calcolate che questo è un prodotto che ha un valore commerciale, ma lo sapete, di 35-38 euro uno, 59,3, scadenza deve essere 2 anni e mezzo. Però voi abituatevi, fate un investimento sulla vostra salute in maniera naturale. GastroFree, la nostra soluzione alla bava di lumaca per chi ha reflusso gastroesofageo, il bruciore di stomaco, l'iperacidità, gonfiore, fa fatica a digerire. Allora facciamo una bella cosa, io non posso farlo per tutti perché è un'offerta che non esiste, però se volete ricevere senza pagare il trasporto, quello non lo pagate, 3 flacconi di GastroFree che poi vi tornerà utile anche a settembre, ottobre, 59 euro. Però chiaramente questo vale per le prime 20 telefonate allo 030 68 40 408. Buona estate! Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ecco perché dopo che uno ha mangiato il gumbo di qui sopra della Louisiana può avere in effetti qualche problemino di acidità di stomaco. Intanto ci pensa il nostro amico Max del Papa sul sito nicolaporro.it a occuparsi della questione di cui parlavamo prima, anzi della quale ci strabiliavamo prima, le accuse del primo ministro francese Bayrou all'Italia di concorrenza sleale dal punto di vista fiscale, cioè di dumping fiscale. Alle gravissime accuse del primo ministro francese arriva la risposta della premier Meloni, che rimanda al mittente. La Francia, scrive Max del Papa, leggetevi poi l'articolo in primo piano su nicolaporro.it, è un animale ferito, la Francia, e si dibatte e cerca di mordere, ma la sua crisi è spaventosa, con prospettive allarmanti, dall'involuzione autoritaria alla guerra civile, modello Soumission, il libro Sottomissione di Welbeck. Il 44 miliardi da trovare adesso per evitare il default, in attesa di trovarne altri 150. Una voragine finanziaria, di finanza pubblica, che risucchia un paese destabilizzato, senza tenuta sociale, furibondo, umiliato da un'immigrazione balorda che fa tutto tranne che integrarsi, ma succhia risorse, le nega agli indigeni, ai quali restituisce crimini, violenze e pesi morti. Come ovunque, soltanto che in Francia i nodi vengono al pettine nello stesso momento tutti insieme e rischiano di trascinare nel baratro altri stati europei. Il Regno Unito e la Germania annaspano in buchi di bilancio. La Spagna non vive i suoi giorni migliori,
si è appena saputo di indicatori più incoraggianti per l'Italia, tenuto conto dei pur molti atavici fattori di debolezza. Nessuno stupore quindi che da parte francese si cerchi di fare quel che si è sempre fatto in condizioni critiche e provocare i vicini, nei modi sbracati tipici della grandeur decaduta, della presunzione infantiloide propria del potere galletto. Ecco il premier rosso-bianco-blu che si appresta a scontare il suo 8 settembre, il quale se ne esce con l'accusa cervellotica: l'Italia dei magliari cresce coi magheggi finanziari, la politica predatoria del sottocosto finale per fottere loro e i francesi che si incazzano, come nella canzone di Paolo Conte. Nell'epoca delle balle cosmiche, delle narrazioni senza fondamento, della bugia, le campane di François Bayrou battono come per una manovra diversiva, per trovare il capro espiatorio, scrive ancora Max del Papa su nicolaporro.it. Cosicché ha il suo da fare Palazzo Chigi nel confutare l'aria, che cammina con la seguente nota: stupiscono le affermazioni infondate, replica Giorgia Meloni, del primo ministro francese Bayrou, secondo le quali l'Italia starebbe facendo dumping fiscale penalizzando la Francia. L'economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità dell'Italia, che non applica politiche di immotivato favore fiscale per attrarre aziende europee. E con questo governo ha addirittura raddoppiato l'onere fiscale forfettario in vigore dal 2016 a carico di persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia. Piuttosto l'Italia è penalizzata da molti anni dai cosiddetti paradisi fiscali europei, che sottraggono alle nostre casse ingenti risorse. Confidiamo che dopo le affermazioni del suo primo ministro, la Francia voglia finalmente unirsi all'Italia per intervenire in sede di Unione Europea contro quegli stati che applicano, loro sì da sempre, un sistematico dumping fiscale, con la compiacenza di alcuni stati europei. Così risponde Palazzo Chigi. Visto che siamo su Nicola Porro, comunque l'articolo di Max del Papa, come sempre potete godervelo tutto intero sul sito di nicolaporro.it, che ospita peraltro anche in home page un altro bel pezzo che vi voglio girare e segnalare. Sentite cosa dice Hamas: prima gli ebrei, poi conquisteremo Roma, che è una cosa del tutto naturale per quel che è il Corano. Una volta massacrati gli ebrei sarà la volta di tutti i non musulmani, comunisti compresi. Gli occidentali, scrive Umberto Camillo Iacoviello in questo pezzo d'apertura su nicolaporro.it, gli occidentali sono gli unici a fare il tifo per chi dichiara apertamente di volerci eliminare. Abbiamo parlato già, scrive Iacoviello, della strana coppia comunisti occidentali musulmani, mettendo in risalto le contraddizioni di questi due partner, uniti solo dall'odio nei confronti dell'Occidente e di Israele. Al netto della complicata storia dei rapporti tra Israele e gli arabi palestinesi, permane però, qui da noi, una totale ignoranza sulla natura di Hamas, movimento islamico di resistenza diverso dalla laica Al-Fatah. Nato come costola palestinese dei fratelli musulmani, Hamas ha obiettivi che non si fermano alla cancellazione dello Stato di Israele. Nessuno si chiede cosa pensano gli islamisti che controllano Gaza di noi occidentali, e non è un dettaglio. Dalle parole dei suoi leader emerge chiaramente che lo scopo non è solo la liberazione della Palestina, ma la creazione di un califfato mondiale, per cui, in sintesi, massacrati gli ebrei sarà la volta di tutti gli altri non musulmani, scrive Umberto Camillo Iacoviello su nicolaporro.it. Già che ci siamo e su questo argomento, vi segnalo anche il pezzo di qualche giorno fa di Nathan Greppi, sempre su nicolaporro.it, perché la soluzione a due stati oggi è impraticabile. Falsa la narrazione secondo cui Israele non avrebbe fatto altro che espandere il proprio territorio cancellando la possibilità di uno Stato palestinese. L'illusione dello Stato binazionale e la soluzione a 8 stati. Una serie di luoghi comuni vengono analizzati da Nathan Greppi in questo articolo su nicolaporro.it e ve lo consiglio, siamo di corsa, ve lo consiglio perché lo trovate facilmente. Sempre di Nathan Greppi, un'altra questioncella sulla quale vale la pena di fare un po' di chiarezza: il sionismo che non c'entra col colonialismo. Questa falsa equiparazione, figlia di una visione terzomondista, è alla base della delegittimazione di Israele e avvelena il dibattito pubblico. Uno dei preconcetti che stanno alla base della delegittimazione di Israele è l'equiparazione fra sionismo e colonialismo/imperialismo. Questo paragone è figlio di una visione terzomondista della storia che non rispecchia la realtà nella sua complessità.
Il titolo del pezzo è "Perché il sionismo non c'entra niente col colonialismo", lo trovate sempre su nicolaporro.it. Mentre un altro argomento che ha tenuto banco in questi giorni, lo stupratore seriale, ha visto la riflessione del professor Luca Ricolfi. Questo lo trovate facilmente su fondazioneium.it, il testo dell'articolo del professor Ricolfi, che è stato pubblicato l'altro giorno, 2 giorni fa, il 30 agosto, sul Messaggero, a proposito dello stupratore seriale. Non è la prima volta, scrive il professor Ricolfi, che al momento dell'arresto di un uomo con l'accusa di stupro si scopre che aveva precedenti per il medesimo reato o per reati affini. La serialità, infatti, è una caratteristica spesso associata ai crimini che hanno per vittima delle donne: violenza domestica, stalking, molestie, stupro. Da questo punto di vista, il recentissimo caso del 26enne muratore gambiano, autore di 2 stupri a Roma a danni di 2 diverse donne, una di 60, l'altra di 44 anni, può sembrare nient'altro che uno fra i tanti episodi consimili. Le violenze sessuali denunciate sono circa 15 al giorno. Alcune caratteristiche però di questa vicenda dovrebbero farci riflettere. In primo luogo, scrive Luca Ricolfi, la brevità dell'intervallo fra le 2 aggressioni. Dopo il primo stupro il giovane ne ha compiuto un secondo, prima ancora di essere arrestato per il primo, cioè nel giro di 48 ore. Di qui il sospetto degli inquirenti che i 2 episodi più recenti siano solo la coda di una catena di violenze ben più lunga. In secondo luogo, la condizione di immigrato regolare in Italia da quasi 10 anni con permesso di soggiorno, regolarmente assunto da azienda edile, incensurato. In terzo luogo, la confessione di aver agito sotto l'effetto di droghe, forse crack e cocaina, di cui pare si rifornisse stabilmente. La vicenda, osserva Ricolfi, colpisce per il contrasto fra l'immagine di un soggetto fuori controllo al punto da consumare 2 stupri e un tentativo di rapina in 48 ore e i dati di base della sua condizione socio-economica: occupato, assunto con contratto a tempo indeterminato, titolare di permesso di soggiorno, a suo tempo destinatario, grazie all'aiuto di un'avvocata italiana, di un provvedimento di protezione umanitaria. In poche parole, siamo di fronte a un caso nel quale non possiamo tirar fuori la solita spiegazione delinque perché non è integrato. Al contrario, delinque benché non sia né irregolare, né disoccupato, né sfruttato, né abbandonato. Ci chiediamo allora cosa tiene insieme queste 2 realtà opposte. Un elemento importante è probabilmente il mercato della droga. È vero, scrive Ricolfi, che il tasso di criminalità degli stranieri irregolari è enormemente maggiore di quello degli stranieri regolari. Per gli extracomunitari, unico dato aggiornato disponibile, il rapporto è di 20 contro 1. Ma non possiamo nasconderci il potenziale criminogeno che il circuito di spaccio e consumo di droghe attivano, non solo fra gli irregolari, ma anche fra gli stranieri regolari e fra gli italiani. Come non possiamo continuare a glissare sul problema delle recidive, contro le quali manca del tutto una legislazione adeguata. Vista da questa angolatura, osserva Ricolfi, la ricetta che spesso si sente invocare, azzerare gli ingressi irregolari per combattere la criminalità, andrebbe ripensata con più realismo o scetticismo. Può mitigare il problema, ma non ne va alla radice. E allora, qual è la radice? La radice, temo, scrive Luca Ricolfi, fondazioneium.it, è che le nostre società ricche, moderne e avanzate sono da tempo entrate in una fase di devianza crescente, che sarebbe riduttivo ricondurre al sottoproblema di flussi migratori irregolari. È vero che, nei rari casi in cui i dati ufficiali distinguono fra nativi e stranieri, sono quasi sempre gli stranieri a presentare tassi di criminalità più elevati, ma il problema di fondo è l'aumento complessivo di crimini violenti, compresi quelli commessi da italiani, adulti e minorenni, un fenomeno ben documentato da statistiche nazionali e internazionali, ma che si tende a occultare con vari artifici. Usare termini di confronto ad hoc come il 91, anno in cui i reati avevano toccato il massimo, scegliere solo dati che suggeriscono diminuzione dei reati, attribuire l'aumento di certi crimini come le violenze sessuali a un ipotetico e mai documentato aumento dei tassi di denuncia. Eppure, basta lavorare, scrive ancora Ricolfi, su reati senza numero o oscuro, gli omicidi, o su intervalli temporali corti, nel breve periodo i tassi di denuncia non possono cambiare drasticamente, per accorgersi che in tutto l'Occidente qualcosa di grave e di profondo sta accadendo. Se prendiamo come riferimento i 3 crimini più violenti, femminicidi, omicidi, violenze sessuali, e consideriamo le tendenze più recenti, gli ultimi 7 anni, dobbiamo constatare che essi sono in preoccupante aumento, e lo sono innanzitutto
nelle società più ricche, democratiche e civili. In Europa i 3 crimini violenti sono in diminuzione solo in 4 paesi su 31 e fuori dell'Europa almeno uno dei 3 crimini è aumentato in Canada, Nuova Zelanda, Australia, Singapore e Stati Uniti. In generale la percentuale di paesi a crimine crescente è poco sopra il 50% nelle società più povere. Sale al 70-80% nelle società a benessere intermedio, supera il 90% nelle società più ricche. E l'Italia, conclude Ricolfi, l'Italia si caratterizza per il dinamismo delle violenze sessuali che sono in crescita sia fra adulti sia fra minori, in particolare immigrati. Quanto agli omicidi volontari, sono in lieve aumento fra gli adulti, ma in forte crescita fra i minori di nazionalità italiana, più 84% fra il pre-Covid e oggi. Conclusione nessuna, scrive Ricolfi, salvo una raccomandazione. Smettiamola di illuderci che il trend secolare del declino degli omicidi, iniziato nell'Alto Medioevo, vanto degli stati nazionali europei, stia proseguendo la sua galoppata civilizzatrice. Quel trend ha esaurito la sua spinta e nessuno sa esattamente il perché, scrive il professor Ricolfi. Ci fermiamo ancora un attimo adesso, visto che siamo alle 11:48 e si fa largo qui nel nostro calendario musicale un personaggio molto interessante. Non so quanti lo conoscano, io l'ho scoperto appunto studiando i calendari della musica. Il conte Guido Pietro Deiro. Chi era costui? Era anche, tra le varie cose, oltre che conte, piemontese, perché nacque a Salto Canavese, Torino, nell'allora Regno d'Italia. Il conte Guido Pietro Deiro fu anche un fisarmonicista, un attore di vaudeville, cioè di spettacoli leggeri, un artista discografico e un compositore italiano che scrisse anche un ragtime, Kismet Rag. Aveva appunto l'origine piemontese, è stato naturalizzato statunitense e fu oltretutto una famosa star del vaudeville americano, un artista che registrò a livello americano ma anche internazionale un grandissimo successo. Compositore e insegnante, fu il primo interprete di fisarmonica ma anche di pianoforte ad apparire nel vaudeville di gran livello, sui dischi, alla radio e perfino sullo schermo. Adesso ascoltiamo il suo Kismet, suonato una composizione tra le più celebri del conte Guido Pietro Deiro, un piemontese che ha fatto successo negli Stati Uniti. Kismet, suonata qui nel 2003 da Henry Doktorski alla fisarmonica, diventò il tema di un musical a Broadway di successo nel 1911. Fu anche eseguito in 2 film di Hollywood fra il 21 e il 30. Durante la sua vita il conte Guido Pietro Deiro ha registrato più di 110 canzoni, specialmente per la Columbia Records e occasionalmente per i cilindri dei fonografi Edison. I dischi erano enormemente famosi e insieme al suo status di stella del vaudeville contribuirono a spingere Deiro a essere una celebrità nella cultura americana. Quindi il conte Guido Pietro Deiro e il suo Kismet, suonato da Henry Doktorski alla fisarmonica nel 2003.
Allora, Kismet, la cosa curiosa con la K davanti, Kismet, è una parola che è entrata nella lingua inglese e in parte anche in quella italiana, che però deriva dall'arabo Kishma o Kismat in turco e significa parte assegnata, volontà di Allah. Torniamo a un paio di argomenti fa. Comunque, in generale, adesso significa, più in generale, destino, fato, sorte. Questo così, per curiosità. Allora, siccome abbiamo ancora un po' di tanta bella roba da ascoltare, andiamo direttamente al 1 settembre del 1917. Velma Middleton, cantante jazz americana, ha cantato anche con Louis Armstrong, nasce proprio oggi a Holdenville, Oklahoma, e qui la ascoltiamo proprio con Louis Armstrong in You're Just in Love. I hear singing and there's no one there. I smell blossoms and the trees are bare. All day long I seem to walk on air. I wonder why. I wonder why. Now I keep tossing in my sleep at night. And what's more, I've lost my appetite. Stars that used to twinkle in the skies are twinkling in my eyes. I wonder why. Pops, you don't need no analyzing, man. No. It is not so surprising that you feel very strange but nice. Your heart goes pitter-patter. Pops, I know what's the matter, because I've been there once or twice. Put your head on my shoulder. You need someone who's older. Rub down with the velvet glove. E questa era Velma Middleton, nasceva oggi 1917 in Oklahoma, ha cantato con Louis Armstrong, l'abbiamo sentita, ma oggi, 1 settembre 1925, nasceva un altro grande della musica jazz americana, il sassofonista contralto e clarinettista Art Pepper, nasceva Arthur Edward Pepper a Gardena in California. Lo ascoltiamo nel pezzo Four Brothers, 4 fratelli. Non era mica male Art Pepper, e adesso chiedo all'impareggiabile da par suo signorino Francesco in regia di compiere una piccola magia, perché a me mi è venuta voglia di tornare al pezzo precedente con Velma Middleton e Louis Armstrong a un minuto dalla fine, giusto per gustarci la fine di questo pezzo You're Just in Love, di cui abbiamo sentito prima il principio. You don't need analyzing, and there's no one there. It is not so surprising that I you smell feel blossoms very strange but and nice. the trees are bare. Your heart goes long, pitter-patter. I seem to Pops, walk on I air. know what's the matter, I wonder why. because I've been there I once or wonder twice. Drape your head on my shoulder. my sleep You need at some night. chick who's older. Rub down what's with more, the I've lost velvet my glove. Stars There is nothing you that can used to take twinkle in to relieve the that skies groovy are ache. twinkling in You're not sick, my Pops, eyes. you're I in love. What you mean I'm in love, honey? Dig yourself. You Hell heard me. yeah. You're not sick, man, you're in love.
Nasceva oggi Velma Middleton, 1917, 1 settembre. Nasceva oggi anche, così andiamo agli ultimi due brani, Gene Harris, andiamo con ordine, pianista soul jazz americano, nasceva a Benton Harbor in Michigan e lo ascoltiamo nel brano da pronunciarsi tutto attaccato, Los Alamitos Latin Funk Love Song del 1974. Gene Harris. Psychedelic Funk, ma noi chiudiamo 1 settembre 1983, più vicino ai giorni nostri, con la Island Records che pubblica Swordfish Trombones, 8º album in studio del cantautore californiano Tom Waits. Ascoltiamo il brano Jonesburg, Illinois. Swordfish è il pesce spada, se non vado errato. Lo Swordfish, sì, credo proprio sia il pesce spada. I tromboni del pesce spada è il titolo del pezzo, che ha un suo fascino, perché assolutamente chissà cosa vuol dire. Comunque Tom Waits, da questo album dell'83, Jonesburg, Illinois. Buon pomeriggio.